Chiedo alla dottoressa Onni se ci può dare una mano, se si può avvicinare e prendere il microfono. Io vi chiederei di fare delle domande e comunque dei brevi interventi. Io purtroppo vi chiederò di essere brevi se fate degli interventi, di non essere troppo, non so se, mi sembra che c'era già una prenotazione, non so se... No, non ancora, forse ancora, sì, forse. Chi alzare la mano, chi vuole intervenire. Ecco, lì in fondo, ecco, Massimo Rodriguez. Arriva, eccolo, Massimo, se gli dà il microfono, così. Se lo puoi accendere. Vabbè, se no vai al pulpito. Puoi andare al pulpito. Ok. Sì. Messo sul pulpito, se no non mi vedono. Dai, va bene, allora vai sul pulpito. Allora io ringrazio. Se ti puoi anche presentare, per favore. Sì, sono Massimo Rodriguez, sono un sacco di cose, fondamentalmente rappresento la Federazione Nazionale Malattie Rare, Uniamo, poi una delle associazioni di questa federazione che è l'Associazione Italiana Sindrome di Williams. Io sono un genitore. Quello che mi veniva da pensare, soprattutto in questi ultimi interventi, è che abbiamo tanti soldi che ogni anno proviamo a stanziare, cioè la Regione prova a stanziare anziani, disabilità, malattie rare, ma quanti sono, lo sapete? No, non lo sa nessuno. Nessuno sa quanti sono i malati rari in Sardegna, nessuno sa quante sono le persone in carrozzella in Sardegna, nessuno sa quanti sono gli anziani che hanno bisogno di assistenza. Non ci sono i numeri, quindi non si può fare una programmazione, non si può organizzare una cena, andare a fare la spesa senza sapere quanta gente viene a cena, per quanta gente devi cucinare. Quindi probabilmente, visto che stiamo facendo dei programmi a lunga gittata, ci siamo persi un'occasione che era il censimento. Il censimento bastava inserire una domandina: sei disabile? Che disabilità hai? È stata persa un'occasione, cioè. Ok, privacy, non me ne importa niente, lo faccio in una busta chiusa. Trovo una soluzione. Adesso dobbiamo aspettare il 2021, è troppo tardi. È troppo tardi, 10 anni, non ce la facciamo a fare delle programmazioni che non hanno un senso se non sappiamo quanta gente dobbiamo assistere. Questo è il mio pensiero, grazie. Sì, su questo chiediamo poi magari un'altra domanda anche. Ringrazio, tra l'altro, visto che è arrivato il segretario regionale del Partito Democratico Silvio Lai, lo ringrazio della presenza e ovviamente quando vuole può intervenire. Anche lì c'è un signore, lì, ecco. Buonasera, una sola osservazione su una di quelle tabelle per quanto riguarda esattamente questa, pensioni. Probabilmente quel dato è giusto, però va saputo leggere e spiegato. Il 16,1 dell'importo che viene erogato per l'Italia è al lordo, mentre la maggior parte o alcuni degli stati, fra quelli più importanti, pagano al netto. Poi c'è un'altra questione, e mi sembra rilevante la cosa, c'è un'altra questione. Penso che l'Italia sia la nazione più vecchia d'Europa. Basta così. Grazie. Prego, un'altra domanda, poi Carlo Giacobini risolve. Non so se può intervenire. Sì, prego. Anche Marcello Mura si prenota. Dunque, viene molto difficile intervenire dopo un consesso Chi sei? di tale portata. Sono Albino Ru, genitori tosti, genitore di... e niente, dicevo che viene molto difficile intervenire dopo quello che si è sentito, tutti i signori che sono intervenuti.
io devo dire sono solo genitore di un ragazzo disabile, non ho altri titoli di alcunché. E si sono poste alcune domande molto importanti, sono quale filosofia per il sociale e se le politiche sociali possono essere politiche di sviluppo. Io credo che per quanto riguarda la filosofia, se partiamo dalla filosofia che ci ha portato fin qua, da 4-5 anni a questa parte, e anche con l'ultimo decreto del governo attuale, credo che sia una filosofia che non ci soddisfa evidentemente. Non ci soddisfa perché questo governo, ma dicono che fosse necessario e va bene fare i sacrifici, hanno chiesto ai padri di andarsene con qualche anno in pensione più tardi per salvaguardare i figli, tutte queste cose qui, però non hanno tenuto conto che all'interno di quella famiglia dove si chiedeva a quel padre di fare un sacrificio c'era anche il fratello disabile al quale hanno chiesto un ulteriore sacrificio. Cioè i 20 milioni o i 20 miliardi di euro di cui si parla di tagli, insomma, in qualche maniera devono tornare. Non possiamo permettere che in un provvedimento che è pur vero che serve a salvare l'Italia, ma a salvare una parte dell'Italia evidentemente, o se no mi dici io me li presti questi soldi per qualche tempo e poi me li ridai. Ma conoscendo le situazioni, che una volta tolte le cose, riaverle, insomma, è molto 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 pesante. Poi, se le politiche sociali possono essere di sviluppo, io credo di sì. Io credo di sì e in parte, se nel suo piccolo, la 162 lo ha dimostrato. Un po' di occupazione l'ha creata, seppure precaria, però comunque in qualche maniera non erano lavoratori in nero, perché comunque erano assicurati. E insomma, ha dato delle prospettive. Io credo però invece che, arrivati a questo punto, sull'ISEE un inciso, io sono perfettamente d'accordo a fare i ricorsi, però è anche vero che noi non possiamo tutti gli anni, come per le altre cose, utilizzare le nostre energie per recuperare un qualcosa che poi, ti devia, ecco. Sono cose devianti in questo senso e che non ti portano veramente al ragionamento per avere sì delle garanzie sistematiche per l'assistenza che tu hai necessità per il tuo figlio disabile. E allora io credo che bisognerebbe fare, ma è molto difficile, lo capisco, perché gli interessi forti ci sono, e rivedere un po' quanto si spende in Sardegna, parlo della mia regione, per il sociale. Come si spende, quanto si spende, quanto sono i finanziamenti e tutto questo bel po' di cose. E soprattutto un'altra cosa. Io sentivo prima, ero un po' distratto e chiedo scusa, ma ho sentito che forse il dottor Sizza l'ha detto, che si finanziano delle ristrutturazioni per dei centri riservati a queste persone. Ma è normale che si diano dei soldi, per di più spesso e volentieri a fondo perduto, per continuare a tenere i nostri figli relegati in quattro mura, togliendoli pure spesso e volentieri la dignità di uomo. Noi invece, come familiari, come politica, e mi fa piacere che il Partito Democratico si sia fatto carico di parlare seriamente di queste cose, dove si è partito appunto parlando delle tematiche serie, delle cose che vorremmo, e non con parole roboanti, faremo, andiamo, si cerca di capire, ragioniamo, e questo è importantissimo, credo. Così come dobbiamo dire molto chiaramente, per riprendere il discorso di un attimo fa, che noi per i nostri figli vorremmo che in Sardegna abbiamo le campagne in abbandono completo,
Ma ci vuole molto pensare che forse se creassimo una piccola aziendina, un qualcosa, con pochi soldi peraltro, con pochi soldi, che forse questi ragazzi si potrebbero utilizzare le loro capacità residue o comunque chiamiamole come vogliamo e dargli quella dignità di uomo, inserirlo in un posto di lavoro, cercare di fare dei lavori, cioè, dargli quella dignità a cui è tolta adesso. E soprattutto un'altra cosa, a noi famiglie, volete darci una volta per tutte la certezza che quando mi sveglio la mattina so cosa devo fare, dove devo portare mio figlio, cosa gli devo far fare, cosa devo fare io, perché ci sono giorni in cui non ho tempo manco per andare a fare la spesa. Per cui, insomma, dateci una mano, ma senza implorazioni, chiediamo il diritto, il rispetto del diritto. Grazie. Allora, prime risposte da parte di Carlo Giacobini sui primi due quesiti posti.